Appuntamento meteo di giovedì 14 maggio. Terminato l'effetto dell'ondulazione di inizio settimana, la breve fase più stabile ha già le ore contate. Nei prossimi giorni infatti un nuovo flusso di aria di matrice artica in discesa dal nord-ovest porterà nuova instabilità. Oggi sulla Liguria assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità a levante, ma senza fenomeni associati. I cieli saranno più limpidi a ponente, sereni nell'imperiese costiero, ma con sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri e Bormida occidentale. Venti correnti a carattere ciclonico nel corso della prima parte della mattinata, vento in rotazione da sud-ovest in tarda mattinata, teso sull'imperiese costiero al largo, ventilazione in deciso aumento nelle ore centrali con raffiche di libeccio sino a 100 km orari. Mare agitato, localmente molto agitato nel pomeriggio in serata sul centro levante della regione, con onda significativa sino a 4,4 metri e mezzo. Le temperature minime in calo a ponente, in lieve aumento altrove, massime in generale calo. Previsioni per la giornata di venerdì 15 maggio. Nuvolosità sparsa in mattinata, più compatta sul centro levante, dal pomeriggio attesi rovesci anche a carattere temporalesco tra Savonese e Genovesato, invariata invece la situazione altrove. I venti saranno da libeccio, teso su imperiese, Mar Ligure rilievi esposti dal centro levante, con raffiche sino a 60-70 km orari. Mare molto mosso, in graduale scaduta nel corso della giornata, temperature massime in calo.